Terza corsa, il premio Cattaneo Mazzolani. La prova del trofeo Gentleman for Life. Sono anziani di categoria F e al via, 9 dietro le ali della macchina, 1-1, 3 Vincent ZS, 4 Zitto Zitto GSO, 5 Africa Jet, 6 Asia LL. Seconda fila 7 Angelica, 8 Abano Cis, 9 Zamora Font, 10 Boato di No. La macchina li raccoglie lungo la curva di sinistra, la favorita nettissima è Africa Jet, giocata a tutte le quote. L'autostart li lascia con proprio Africa Jet che va al comando in 1 metro nei confronti di Vincent ZS, all'esterno Asia LL che cerca posto allo steccato avanti ad 1, non sembra però trovarlo. In mezzo alla pista progredisce subito Zitto Zitto GSO. Africa Jet in vantaggio dopo 200 metri di corso, passati in 15,3. Nella scia della battistrada c'è Vincent ZS, mentre galoppa Zamora Font. Numero 9, di fuori scoperto Zitto Zitto GSO. Va... Sembra intenzionato ad andare a fare la seconda pariglia esterna 1, che si tiene al momento lì allo steccato, visto che ASLL retrocede e non lo copre. 29,9 per il primo quarto e Africa Jet è pressata da Zitto Zitto GSO, che non perde troppo tempo, va con abbastanza decisione a lato di Africa, che è costretta a riallungare. Si procede comunque a passo costante, un Africa Jet che guida, Vincent ZS sempre secondo allo steccato, mentre di fuori c'è Zitto Zitto GSO, poi ancora 1, quindi Angelica, poi Abano Cis che prova a progredire per linee esterne. Il mezzo miglio se n'è andato in poco meno di un minuto con un 29,6 di seconda frazione e il primo chilometro in 1,14,8. Africa Jet in vantaggio in controllo nei confronti di Vincent ZS, poi 1, mentre cala al largo Zitto Zitto GSO. Prova a muovere in mezzo alla pista Angelica per aggirare il calante Zitto Zitto. 1,29, 4 e 3 quarti di miglio, Africa Jet in vantaggio, Vincent ZS che prova a spostare dalla sua scia, poi ancora 1 in vantaggio Africa nei confronti di Vincent, di dentro 1, gli altri più indietro con Abano Cis al quarto posto, Africa Jet in vantaggio, Vincent ZS all'esterno, poi 1 di dentro, Africa Jet sbaglia, Vincent ZS, Africa Jet che nel finale vince facile nei confronti di 1, al terzo posto Abano Cis. 29,6 anche l'arrivo, 1,14 il ragguaglio cronometrico per il successo di Africa Jet. Antonio Vitiello in sediolo per Alessandro Raspante al training e i colori della scuderia Indal che vincono la seconda corsa in giornata dopo il successo di Efesto GPD. L'esultanza di Antonio Vitiello sul palo che porta a casa la vittoria con Africa Jet, secondo è 1, terzo è Abano Cis 5,18, l'ordine di arrivo molto probabile della terza corsa dal Savio.